di Gesù. Amen. 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 Grazie. Bene, sono molto felice questa sera di portarvi questa parola. Sono già le 9:15, finiremo più o meno alle 10:10 questa sera. Sto scherzando, non lo so. Sono felice di portarvi questa parola oggi perché io preparo i miei banner delle prediche. I banner sono gli sfondi che mettiamo qua. E lo sfondo, il banner di questa sera l'ho preparato più di un mese fa, perché più di un mese fa volevo portare questa parola, no? Ma il venerdì sera lo Spirito Santo mi ha fermato dal portare questa parola e mi ha dato un'altra parola da portare a quel tempo alla Chiesa. Non è la prima volta che succede, ma io so che Dio ha un piano perfetto per tutto e credo che abbia aspettato questo giorno affinché io potessi portare questa sera questo messaggio. Dico questo perché la settimana scorsa, se vi ricordate, ha predicato qua Giacomo, il nostro leader dell'In Casa la Via, e ha portato una parola che si intitolava Insegnaci a pregare. Era una parola sulla preghiera. E quella di questa sera si può dire che è una continuazione alla parola che Giacomo ha portato la settimana scorsa. Perché solitamente noi terminiamo le nostre preghiere in un modo, no? Quasi sempre terminiamo le nostre preghiere con una formula, diciamo così. Mi ricordo sempre Giacomo, diversi anni fa, aveva portato una parola su il nome di Gesù e diceva che noi finiamo sempre le nostre preghiere, o la Bibbia stessa ci invita a pregare nel nome di Gesù, ma quando noi diciamo nel nome di Gesù alla fine della preghiera, non è una formula magica con cui poi la preghiera si esaudisce, no? C'è qualcosa di più dietro a questa formula che noi usiamo. Ma non voglio predicare esattamente su questo, anzi voglio predicare su quello che noi diciamo dopo nel nome di Gesù. No? Noi facciamo la nostra preghiera, la finisciamo nel nome di Gesù. Amen. È su questo che io voglio lasciarvi un messaggio questa sera. Questa parola che è una parola praticamente universale. Praticamente ogni lingua esistente al mondo usa questo termine, amen. No, ci sono tante parole. Io pensavo che ci fossero tante parole universali, poi ho conosciuto i brasiliani, perché io pensavo che ad esempio hot dog fosse una parola universale, poi ho conosciuto i brasiliani e ho capito che non è così, perché siete riusciti a cambiarlo in cachorro quente, o come dicono i miei compaesani di Curitiba, cachorro quente. Ma peggio di questo è hamburger, perché hamburger io pensavo che fosse universale e invece ho scoperto che siete riusciti a cambiarlo in cheese salada, che non c'entra proprio niente, non è neanche una traduzione letterale, proprio non so come avete cambiato questa parola. Pensavo che ci fossero tante parole universali, ma non sono così tante. Ma questa parola è una parola universale. In quasi, penso, tutte le lingue del mondo si usa questa parola. E è una parola che è molto sottovalutata, perché dietro alla parola amen c'è molto di più di una parola che noi cristiani usiamo molte volte durante la giornata, anche come una interlocuzione, no? Tra una parola e amen, così, per passare da un momento all'altro del culto, amen. No, c'è molto di più dietro questa parola. E io volevo intitolare la predica di questa sera la dossologia dell'amen. Poi mia moglie mi ha saggiamente detto di non intitolarla la dossologia dell'amen, se no vi sareste addormentati soltanto ascoltando il titolo. Quindi ho chiamato soltanto l'amen e basta. Ma per cominciare questa parola voglio partire da due testi. Il primo si trova in Matteo capitolo 5, versetto 37, che dice così, è Gesù che sta parlando e Gesù dice così: il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno.
L'altro testo è la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 17 e 18, che dicono così, è Paolo che sta scrivendo, dice: prendendo dunque questa decisione, ho forse agito con leggerezza, oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì sì e il no no. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no. Ho preso questi due testi perché tempo fa avevo portato una parola intitolata Giustificati, non so se vi ricordate, nella quale avevamo visto che c'è all'interno della Bibbia una apparente contraddizione, no? Avevamo preso un testo che si trova in Galati, in cui Paolo dice che noi siamo giustificati per mezzo della fede e non delle opere. Ma abbiamo preso un altro testo nella lettera di Giacomo, in cui Giacomo dice: no, noi siamo giustificati per le opere e non solo dalla fede. Questa è una apparente contraddizione biblica. Perché dico apparente contraddizione? Perché la Bibbia non si contraddice. La Bibbia è perfetta. Gilson ha appena dichiarato questo: la Bibbia è perfetta, la Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia non si può mai contraddire. E quando sembra che ci sia una contraddizione, in realtà questa è soltanto una, possiamo chiamarla, sfida interpretativa per noi che leggiamo la Bibbia, affinché possiamo venire a capire qual è la verità dietro questa apparente contraddizione. E in questi due testi noi vediamo un'altra apparente contraddizione, perché Gesù dice che il vostro parlare sia sì sì, no no, e poi Paolo dice: Dio è fedele e quindi il mio parlare non è sì e no. Sembra che ci sia questa apparente contraddizione, no? Bisogna dire sì sì no no, oppure non bisogna dirlo. In realtà questa contraddizione è molto facile da interpretare, basta leggere con attenzione il testo, perché qua Gesù sta dicendo: il vostro parlare sia sì sì, no no, ovvero sia un linguaggio certo, sia un linguaggio fermo, sia un linguaggio sicuro. E quello che dice Paolo non è diverso, perché Paolo dice: il mio parlare non è stato sì e no. Non so se mi state seguendo fino a qua. Paolo dice: il mio parlare è sempre stato sì oppure no, non è mai stato sì e no. Ok? Questi testi ci fanno capire che noi dobbiamo avere un linguaggio certo, un linguaggio sicuro. Non solo un linguaggio, ma anche un modo di agire che sia coerente, che sia costante. E ci sono vari motivi per i quali noi cristiani dobbiamo avere questo linguaggio certo, dobbiamo essere sempre giusti, avere sempre una sola direzione. Il primo motivo è che la nostra certezza in ciò che diciamo, in come noi agiamo, identifica chi noi siamo, dà la nostra identità. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 3, c'è scritto così: che con la nostra lingua benediciamo il Signore Padre e con la stessa lingua malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizioni e maledizioni. E fratelli, non deve essere così, dice Giacomo. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? O può forse un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Come noi agiamo, il modo in cui noi parliamo, identifica chi noi siamo. E noi dobbiamo essere coerenti, noi dobbiamo essere certi nel nostro modo di agire, di parlare, perché se la nostra identità è quella di cristiani, noi dobbiamo parlare come cristiani, noi dobbiamo comportarci come cristiani. Non possono le nostre azioni contraddire quello che noi diciamo, o non può il nostro modo di parlare contraddire il modo in cui noi agiamo. Gesù riprendeva spesso i farisei per questo. Diceva: farisei, voi siete ipocriti, perché dite una cosa ma ne fate un'altra. E noi cristiani non possiamo essere così. Il nostro modo di parlare distingue, identifica la nostra identità come figli di Dio. E quindi deve essere un parlare certo, un parlare coerente, un parlare sicuro, sì sì, no no. E qualcosa che si unisce a questo
è che il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire, la nostra certezza di come noi ci esprimiamo, è anche il modo in cui noi educhiamo gli altri, è il modo in cui noi portiamo insegnamento, portiamo educazione. Abbiamo appena detto con la presentazione di Antonio che i suoi genitori saranno coloro che gli insegneranno come vivere. Ma in che modo potranno insegnargli come vivere, dargli un'educazione sana se gli diranno: Antonio, non fare questo, e poi loro stessi fanno questa cosa? Noi dobbiamo avere un modo certo di fare, di agire, di parlare, un modo unico, un modo sicuro, un modo coerente, così come Gesù ci stava dicendo che il vostro parlare sia sì sì, oppure sia no no. Così come Paolo diceva: il mio parlare non è stato sì e no, non è stato contraddittorio, è sempre stato univoco, è sempre stato certo. Nella prima lettera a Timoteo, Paolo, riprendendo questo, dice così: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Guardate quanto Paolo dà importanza a questo. Dice: Timoteo, ti sono state insegnate delle cose. Oggi tu sei figlio di Dio, hai imparato in che modo vivere da figlio di Dio, hai imparato la legge che Gesù ti ha dato. Allora persevera in queste cose. Persevera che cosa significa? Cammina per questa via, vai sempre in questa direzione, non essere contraddittori in quello che fai, vai sempre avanti, perché facendo così, 1, salverai te stesso, ma 2, salverai anche coloro che ti ascoltano. Perché il nostro insegnamento deve essere un insegnamento coerente, ed è coerente se noi siamo certi nel parlare sì sì, no no. Ma c'è una terza motivazione per il quale il nostro linguaggio, il nostro modo di vivere deve essere coerente, deve avere questa certezza, sulla quale voglio soffermarmi di più questa sera. E la terza motivazione è semplicemente questa: noi dobbiamo essere coerenti, dobbiamo avere certezza in ciò che diciamo, semplicemente perché noi possiamo avere certezza in ciò che noi diciamo. E questa possibilità ce la dà l'Amen. L'Amen, il così sia, questo è ciò che significa Amen, o in verità. Questo ci dà la certezza che noi, ci dà la conferma che noi possiamo avere questa certezza di dire, di fare, di agire, di avere fede. L'Amen ci dà la certezza. Come ho detto, la parola Amen significa, per chi non lo sapesse, così sia. Questa è la definizione più comune che noi diamo a questa parola. Per questo motivo noi dichiariamo Amen alla fine di ogni preghiera, perché noi preghiamo e diciamo Amen, così sia come ho pregato. Ho fede, ho certezza in ciò in cui ho pregato, ho certezza che Dio farà ciò per cui ho pregato. Ma pensate che è interessante, la parola Amen, che abbiamo detto è una parola così universale, non è una parola greca come spesso viene usata nel Nuovo Testamento, è una parola proprio ebraica. E questa parola Amen è la radice di un'altra parola che è emunah, che significa fede, ovvero dalla parola Amen deriva la parola fede. E il significato di questa parola Amen in ebraico è molto più profondo del semplice così sia. Il significato originale di questa parola è fermezza, è solidità, è verità. Questo è il significato profondo della parola Amen. In Deuteronomio, al capitolo 27, noi vediamo un episodio in cui Dio ha dato la legge a Mosè, la legge per il popolo di Israele, e gli dice così: Mosè, quando voi passerete il Giordano per entrare nella terra promessa, i Leviti proclameranno la legge di Dio e il popolo risponderà insieme Amen. Quindi i Leviti, ad esempio, diranno: maledetto colui che si fa degli idoli, e il popolo tutto insieme risponderà Amen. I Leviti diranno maledetto l'uomo che si corica con sua madre, e i Leviti risponderanno Amen.
maledetto la persona che farà questo e quello, e il popolo insieme risponderà amen. Maledetto chi non ubbidirà alle leggi di Dio. Questa è l'ultima di queste citazioni, e il popolo insieme risponderà amen. Perché il popolo rispondeva amen. Questo amen non era un semplice così sia fatto così. Questo amen era qualcosa di più profondo, era un patto solenne che il popolo stava facendo in quel momento con Dio, nel quale diceva: io credo in ciò che Dio ha detto, io credo in questa legge, credo che questa legge è verità e mi impegnerò per rispettare questa legge, mi impegnerò per fare ciò che Dio vuole che noi facciamo attraverso questa legge. L'amen rappresenta una fede attiva che noi dobbiamo avere, un impegno che noi prendiamo, qualcosa che ci faccia muovere. Non è, fratelli, c'è differenza, spesso si confonde fede con speranza, ma fede e speranza sono due cose completamente diverse. La speranza è qualcosa che noi speriamo del futuro e rimaniamo fermi a vedere se questa cosa succederà oppure no. Chi domani va a correre potrebbe dire: spero che domani non piova, spero che ci sarà bel tempo. E chi ha speranza in questo potrà stare tutta la notte ad aspettare di vedere se le nuvole andranno via e verrà fuori il sole. Questa è speranza. Ma la fede è qualcosa di molto diverso dalla semplice speranza. È qualcosa di attivo che noi dobbiamo avere. È per questo motivo che quando Gesù è risorto, si è presentato ai suoi apostoli. Tommaso, se vi ricordate, questo episodio non era presente. Gesù si è presentato ai suoi apostoli, dopo è andato via, e quando è arrivato Tommaso, gli altri apostoli hanno detto: Tommaso, Gesù è risorto, è stato qua in mezzo a noi. E Tommaso che cosa gli ha risposto? Io non ci credo, io voglio mettere le mie mani nelle sue ferite affinché ci possa credere. E dopo un po' Gesù si è ripresentato di nuovo, e sapete, io credo che Tommaso avesse la speranza che Gesù fosse davvero risorto. Lui sperava veramente, sarebbe stato felicissimo se Gesù fosse davvero risorto, ma lui non aveva fede in questo. E dopo Gesù si è presentato, c'era anche Tommaso, ha detto: Tommaso, tocca le mie ferite. E Tommaso tocca le ferite di Gesù e dice: allora veramente sei risorto, che bello. E vi ricordate cosa gli dice Gesù? Dice: Tommaso, perché tu hai veduto, hai creduto, ma beati coloro che crederanno senza avere visto. Chi spera vede per credere, ma chi ha fede crede per poi vedere. Questa è la fede, è credere per vedere. È una fede, è qualcosa di attivo che noi dobbiamo avere. C'è la più grande forse testimonianza che noi possiamo raccontare come Chiesa, è la testimonianza di come di come siamo entrati in questo locale, in questo capannone. Quasi tutti voi ormai conoscete questa testimonianza, non voglio raccontarla perché è molto lunga e è perfetta, perché Dio ha agito in un modo meraviglioso giorno dopo giorno in quel tempo là per farci avere questo capannone. Ma per chi si ricorda, noi siamo diventati pastori. Farò un riassunto molto breve. Noi siamo diventati pastori il 20 giugno del 2020 e a quel tempo la Chiesa non aveva un luogo, un locale da più di un anno, e il pastore che c'era prima, il pastor Ronaldo, insieme a me, l'Andrea, abbiamo cercato per tutto quell'anno, avevamo cercato un posto in cui andare, ma ogni porta era chiusa. Non avevamo neanche i soldi in realtà in ogni caso per riuscire ad entrare in un luogo. Ma quando siamo diventati pastori, la settimana dopo, il 27 giugno del 2020, abbiamo fatto quella che potrebbe sembrare una pazzia. Abbiamo detto: cominciamo il proposito, la campagna di Neemia. Così come Neemia, c'è scritto nella Bibbia, in 52 giorni ha ricostruito le mura di Gerusalemme. Anche noi in 52 giorni ricostruiremo le mura di questa chiesa. Avremo un locale in 52 giorni.
Era una follia, non c'è neanche spesso il tempo materiale per fare un contratto e tutto il resto in così poco tempo. E da più di un anno cercavamo e nessuna porta era aperta. In mezzo alla pandemia, al lockdown e tutto il resto. Era qualcosa di veramente folle, impensabile, una pazzia. Eppure, dopo 52 giorni, Dio ci ha dato questo posto. Non avevamo soldi, non avevamo possibilità, quello che avevamo era fede. Abbiamo creduto prima di aver visto e Dio ci ha dato questo posto. Dio ci ha ricompensato in questo modo. Questo è avere fede, credere prima di poter aver visto. E per questo motivo Gesù ci dà un nuovo insegnamento quando arriva. Nel Nuovo Testamento Gesù usa questa parola, amen, in un modo diverso da come era stata usata fino a quel momento. Perché è usata questa parola nell'Antico Testamento, è usata dai Leviti, è usata dai profeti, ma non è mai stata usata nel modo in cui Gesù usa questa parola. Perché Gesù inizia i suoi più grandi insegnamenti in un modo, dicendo così, in verità vi dico. E questa parola in verità è amen. Gesù sta dicendo amen, amen, vi dico. Perché Gesù dice così? Cosa ci vuole insegnare? Ci sono almeno 2 insegnamenti che noi possiamo trarre dal modo in cui Gesù utilizza questa parola all'inizio dei suoi discorsi. Il primo insegnamento che noi possiamo avere è che la sua parola è così ferma, così solida, l'amen è così fermo, così solido, così vero. La sua parola è così sicura che è una parola che si sostiene da sola. La parola di Dio è perfetta e non si contraddice, come abbiamo detto prima. E noi come cristiani dobbiamo impegnarci quindi a vivere ciò che la parola di Dio dice. Gilson ha detto questo proprio poco tempo fa. Se la parola di Dio è la nostra guida, se noi crediamo che la parola è veramente ciò che viene da Dio, noi non possiamo non compiere ciò che la parola ci dice. Mi ricordo alcuni anni fa è venuto da me un fratello, stavamo cambiando alcune cose nella visione della Chiesa, nel modo in cui stavamo operando su determinati aspetti come Chiesa, e eravamo in questa fase di transizione. E è venuto da me un fratello e io gli stavo spiegando le cose che stavamo cambiando. E gliele stavo spiegando alla luce della Bibbia. Dicevo, guarda, la Bibbia dice così, così, così. Quindi a partire da adesso noi faremo così, così, così. E mi ricordo lui mi ha risposto dicendomi, guarda, io non sono d'accordo. La Bibbia può anche dire così, ma io non sono d'accordo. E io volevo dirgli, ma scusa, se tu sei cristiano e se la Bibbia dice così, tu non puoi non essere d'accordo. Altrimenti non sei cristiano. Se noi siamo cristiani, noi dobbiamo essere al 100% d'accordo con quello che la Bibbia ci dice, perché la Bibbia è la verità, la Bibbia è fermezza, la Bibbia è la solidità di Dio, la Bibbia è l'amen di Dio, la Bibbia è la parola, la Bibbia è Gesù stesso che si è incarnato. La Bibbia viene da Lui e se noi non crediamo o non siamo d'accordo con una virgola della Bibbia, noi possiamo mettere in contraddizione ogni cosa della Bibbia. Possiamo dubitare su ogni cosa della Bibbia. E fratelli, la Bibbia ci lascia tanti principi e noi come cristiani dobbiamo essere d'accordo con ognuno di questi principi. Sì, possiamo dire, come aveva detto quel fratello, io non sono d'accordo, però se posso essere sincero, a Dio interessa relativamente ciò che tu pensi. Se Lui ti ha dato un principio, questo principio è ciò che a Dio interessa e non è quello che tu pensi. Quindi se la Bibbia ci dice ama il tuo prossimo, o in altri versetti ci dice sforzatevi di mantenere l'unità, o in altri versetti ci dice sopporta tuo fratello,
E noi non amiamo il nostro prossimo, noi non sopportiamo il nostro fratello. Quel fratello lì è proprio noioso, non lo sopporto, non voglio stare con lui, non lo voglio vedere, vado dall'altra parte della chiesa perché con quello là non ci voglio parlare. Tu puoi anche non farlo, puoi restare con i tuoi pensieri, ma a Dio interessa relativamente dei tuoi pensieri. Se Lui ti ha dato questo principio, è questo principio quello che vuole che tu segui. La Bibbia ci dice siate sobri, ci dice non portate scandalo. Lo scandalo è peccato, ma tu puoi non essere d'accordo con questo, puoi dire io voglio vivere come voglio io, la vita è mia, non mi interessa se il mio fratello si scandalizza per quello che io faccio, affari suoi. E tu puoi pensare questo, puoi fare questo, ma a Dio interessa relativamente di ciò che tu pensi sia giusto. Ciò che Dio reputa come giusto è ciò che la sua parola dice, non quello che tu pensi. La Bibbia, Gilles, ho parlato di decima. La Bibbia ci lascia un principio delle decime. Non voglio scandalizzare nessuno, ma la Bibbia ci lascia un principio di decimare. E tu puoi non essere d'accordo con questo. Tu puoi dire, io i soldi sono miei, anche se il lavoro me l'ha dato Dio, i soldi sono miei, li gestisco come voglio io, non vado a dare i soldi alla Chiesa. E tu sei libero di fare questo. Quando abbiamo fatto l'ultimo corso Seguitemi, una sorella ha fatto una domanda, ha detto, ma per essere operaio della Chiesa bisogna decimare, è obbligatorio decimare? Perché sono già stata in chiese in cui decimare è obbligatorio per chi è un operaio della Chiesa. E io ho detto no, non è obbligatorio, ognuno può fare come si sente. Io personalmente credo che un operaio della Chiesa, soprattutto, penso che tutti i cristiani, ma un operaio della Chiesa abbia a cuore la Chiesa e quindi penso che sa che la Chiesa ha bollette da pagare, affitto da pagare, spese da mantenere, progetti da fare e quindi avrà in cuore il desiderio, la sua coscienza lo porterà a decimare. Soprattutto però credo che un operaio della Chiesa conosca i principi della parola e quindi segua i principi della parola. Ma non è obbligatorio decimare per essere operai in questa Chiesa. Operai, non preoccupatevi, ma questo è quello che io penso. Però, ritornando a noi, a Dio non interessa quello che tu pensi sulla decima, è giusto, non è giusto, dei miei soldi faccio quello che voglio oppure no. Dio ci ha lasciato dei principi e a Dio non interessa quello che tu pensi, quello che a Lui interessa è ciò che Lui pensa, è ciò che secondo Lui è giusto fare e non quello che secondo te è giusto fare. Quindi quando Gesù incomincia i suoi sermoni più importanti dicendo in verità vi dico, sta dicendo questa cosa è certa, questa cosa ha fermezza, questa cosa è solida, questa cosa è sicura, perché sono io che la sto dicendo e non si può fare diversamente, è Dio che sta parlando. Ma c'è un altro insegnamento dietro questo in verità vi dico, detto all'inizio e non alla fine, perché prima, all'inizio, bisogna credere e dopo si riceve. È all'inizio che noi durante le nostre preghiere dovremo dire amen, così sia. Io credo prima di aver visto, io credo prima di aver aperto la mia bocca, io credo prima di aver pregato. Prima dovremo dire io credo e dopo potremo vivere, godere della ricompensa, della risposta che noi avremo delle nostre preghiere. E possiamo avere questa certezza per un semplice motivo, perché l'amen non è solo e semplicemente una parola. Prima di tutto, l'amen è una persona. Gesù si presenta così in Apocalisse 3,14, dicendo così, queste cose dice l'amen. Il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Gesù è l'amen, Gesù è la certezza, Gesù è il sì definitivo, Gesù è la risposta, è il compimento di ogni promessa, di ogni profezia.
C'è scritto, Gesù stesso dice in Matteo 5, io non sono venuto per abolire la legge e i profeti, io sono venuto per compierli, perché io sono l'Amen, io sono la conferma, io sono il sì definitivo. E se Gesù è la conferma sulle profezie e le promesse dell'Antico Testamento, ancora oggi Gesù è la conferma sulle nostre preghiere, ancora oggi Gesù è la conferma sui nostri atti profetici, ancora oggi Gesù è la conferma sulle nostre dichiarazioni. Ancora oggi Gesù è la conferma quando noi imponiamo le mani, Lui è l'Amen e per Lui noi avremo risposta alle nostre preghiere, risposta ai nostri atti profetici, risposta ai nostri miracoli. Per mezzo di Lui, perché Lui è l'Amen. C'è un episodio in cui, in Marco al capitolo 9, in cui c'è un papà, un genitore che ha un grosso problema. Suo figlio è indemoniato e questo papà va a chiedere aiuto a Gesù. Gli dice: Gesù, se tu puoi, guarisci, libera mio figlio da questo demone. E Gesù gli risponde: mi chiedi se tu puoi? Ogni cosa è possibile a chi crede. E qua questo papà gli dà una risposta che ci fa un po' confondere, no? Perché gli dice così: io credo, vieni incontro alla mia incredulità. Forse questo papà è un po' confuso, no? Perché sta dicendo, Gesù dice, tutto è possibile a chi crede, io credo, vieni incontro alla mia incredulità. No, forse è un po' confuso, sembra. Ma che cos'è che vuole dire questo papà? Sta dicendo, io credo, ma forse mi manca qualcosa. Forse devo credere un po' di più, forse mi manca quel po' di fede per riuscire a ricevere il mio miracolo. Vieni incontro, tu Gesù, alla mia incredulità, perché tu sei l'Amen, tu sei il sì definitivo, tu sei la certezza, tu sei la fede che mi manca per riuscire a raggiungere il mio miracolo, per riuscire a raggiungere la mia guarigione, per riuscire a raggiungere ciò di cui ho bisogno. Io credo, ho fede, ma affinché io possa raggiungere questo ho bisogno dell'Amen, ho bisogno di te, ho bisogno del così sia definitivo che sei tu. Come possiamo fare per quindi raggiungere la risposta alle nostre preghiere? Credere come questo papà. Credere in che cosa? Credere che Gesù è sovrano su ogni cosa. È questo ciò in cui noi dobbiamo credere e per questo noi diciamo Amen. Credere che Gesù è Dio, è Re, è sovrano su ogni infermità, su ogni malattia, su ogni istituzione, è sovrano su ogni tentazione, è sovrano su ogni peccato, è sovrano sulla morte, è sovrano su ogni cosa. È questo ciò in cui noi dobbiamo credere e che spesso magari non crediamo abbastanza. Credere che Lui è il nome al di sopra di ogni altro nome, così come c'è scritto in Filippesi 2. Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel suo nome ogni lingua confessi e ogni ginocchio si pieghi davanti a Lui, dichiarando che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Così sia. Questo è quello che noi dobbiamo credere, che il nome di Gesù è potente da venire incontro ad ogni nostra necessità, perché non c'è malattia che può resistere davanti alla sovranità del nome di Gesù. Non c'è istituzione, non c'è dichiarazione, non c'è niente che può resistere davanti alla sovranità del nome di Gesù. Non c'è guerra che può resistere davanti alla sovranità del nome di Gesù. Non c'è tentazione, non c'è peccato che può resistere davanti alla sovranità del nome di Gesù. Niente può resistere davanti a Lui. Ogni ginocchio si piega davanti al nome di Gesù. E per questo noi dichiariamo l'Amen alla gloria del Padre. Posso chiederti di alzarti in piedi? Siamo già avanti con l'orario.
detto che volevo intitolare questa predica la dossologia dell'Amen. Che cosa significa dossologia o che cos'è una dossologia? La dossologia è una parola, una formula, una canzone che dà gloria a Dio. E l'Amen è una parola che dà gloria a Dio. Perché quando noi dichiariamo Amen, noi stiamo dichiarando la sovranità di Dio su ogni cosa. Stiamo adorando Lui dicendo: Dio, io non posso, per questo ricorro a te. La mia fede è troppo piccola, per questo ho bisogno che tu mi venga incontro. Ho bisogno di te, ho bisogno dell'Amen, ho bisogno del sì definitivo sulle mie necessità, sulle mie preghiere, su ciò di cui io ho bisogno, del sì definitivo sulla mia famiglia, sulla mia casa. Ho bisogno di te. Io da solo non posso, per questo dichiaro Amen, perché tu sei sovrano su ogni cosa. Soprattutto sei sovrano sulla mia vita. Se noi siamo in grado di riconoscere questo, della sovranità di Dio sulla nostra vita, prima di tutto, ma non solo sulla nostra vita, della sovranità di Dio su ogni circostanza, su ogni situazione. Forse oggi qua ci sono persone malate di un'infermità di qualsiasi genere. La parola di oggi vuole invitarti a credere e avere la certezza che Gesù è sovrano sulla tua infermità, che Gesù è sovrano su ogni tipo di malattia e che il suo Amen è più forte di qualsiasi dolore fisico o di qualsiasi attacco spirituale che ci sta facendo oggi provare un dolore fisico. Forse ci sono persone qua che hanno problemi con documenti, con istituzioni di qualsiasi tipo. La parola di oggi ti vuole portare a avere la convinzione che Gesù è sovrano su ognuna di queste cose. Che qualsiasi responso, qualsiasi dichiarazione sia stata fatta nei tuoi confronti, Gesù è sovrano e il sì definitivo spetta a Lui, non spetta a persone che lavorano nei comuni o a medici di ospedale. Il sì definitivo spetta a Lui. Lui è l'Amen. Forse ci sono persone qua che hanno problemi di relazioni, problemi all'interno delle proprie case. Forse nei loro cuori, nella loro mente è già arrivata una sentenza definitiva. Questo matrimonio è finito. Per mio figlio non c'è più speranza. Non voglio più avere a che fare con mio fratello, con i miei genitori. Questa parola vuole portarti a avere la certezza che Dio è sovrano su queste situazioni e che la risposta definitiva aspetta a Lui. Quello che Lui ti chiede è: credi che io sono Signore sulla tua vita e su qualsiasi situazione stia tormentando la tua quotidianità, e il resto lo farò io. Credi e io verrò incontro alla tua incredulità, perché io sono l'Amen di Dio, la risposta e il compimento di ogni profezia e promessa dell'antichità, la risposta e il compimento di ogni preghiera che oggi noi possiamo innalzare a Lui. Crediamo in Lui, crediamo nel suo signorio sulla nostra vita, crediamo che quando useremo questa parola, Amen, noi crederemo prima di aver visto. Noi avremo la nostra risposta, noi avremo la nostra vittoria, perché Gesù risponderà a questa preghiera. Lui è l'Amen, Lui è il veritiero, Lui è il testimone efficace,
Lui è il principio della creazione di Dio e Lui è ancora Signore sulla tua vita, Lui è ancora Signore sulla tua salute, Lui è ancora Signore sulla tua casa, Lui è ancora Signore su ogni tua necessità. Niente è stato perso dal suo controllo, perché Lui è Signore. Lui è Signore, dove la sua mano è presente, niente sfugge dal suo controllo. Metti ogni tua richiesta in preghiera a Lui, davanti al suo nome, davanti al quale ogni ginocchio si deve piegare, e dichiara l'Amen alla gloria di Dio Padre, e così avrai la risposta, avrai la vittoria, avrai il compimento, perché Gesù Cristo, l'Amen di Dio, è con te. Amen. Preghiamo insieme. E io voglio che tu in questo momento possa mettere qualsiasi tua richiesta davanti a Dio. E se vuoi dire già Amen prima di cominciare a pregare, fallo pure. Perché la tua risposta arriverà quando tu crederai prima di aver visto. Quando tu dichiarerai che Lui è Signore e che niente è impossibile a Lui, ancora prima di aver aperto la tua bocca per mettere qualsiasi necessità, qualsiasi preghiera davanti a Lui. Comincia questa preghiera dichiarando: io credo, così sia, perché la tua parola è verità, tu sei verità, tu sei il mio Dio e niente sfugge dal tuo controllo, e ogni mia richiesta è già davanti a te, è già risposta da te, ancora prima che io apra la mia bocca, perché tu sei l'Amen, tu sei colui in cui credo, tu sei colui che provvede alla mia casa, tu sei colui che è Signore della mia vita. Nel nome di Gesù io prego così, Padre. Amen. Così sia sulla tua Chiesa, Signore. Ogni benedizione che tu vuoi portare, versare questa sera, ogni richiesta che viene fatta oggi da ogni tuo figlio e ogni tua figlia qua presente, da coloro che ci seguono, vedranno questa live, Signore, e che in questo momento stanno pregando a te, Dio. Ogni richiesta, Signore, che possa essere compiuta in te, perché tu, Signore, sei sovrano sulle nostre vite e sei sovrano su questo mondo, Dio. Sei sovrano su ogni necessità, sei sovrano su ogni malattia, sei sovrano su ogni sentenza medica, sei sovrano su ogni sentenza di istituzioni, sei sovrano su ogni sentenza che è già entrata nel nostro cuore e che vuole pregiudicare le nostre case. Tu sei sovrano su ogni cosa e niente sfugge al tuo controllo. E questa sera forse stai solo aspettando questa preghiera per cominciare ad agire in mezzo alla tua Chiesa, per cominciare ad agire nelle nostre vite. Noi mettiamo tutto nelle tue mani, crediamo nella tua sovranità, crediamo nel tuo signorio. Vieni incontro a ciò che ci manca per raggiungere la nostra vittoria, vieni incontro alle nostre incredulità, vieni incontro, perché tu sei l'Amen, tu sei il sì definitivo, tu sei il principio e la fine, tu sei il compimento di questa preghiera, sei tu, Dio, e a te va la nostra lode, a te la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.